Nella notte è fatto esplodere un ordigno rudimentale contro un negozio di ottica in centro a Solighetto. Nessuna rivendicazione, indagini dei carabinieri, la paura dei commercianti. Presentato il rapporto della Commissione parlamentare antimafia in provincia di Treviso, i tentacoli ci sono già e spesso la colpa è anche dei mancati controlli delle banche. Duplice delitto di Rolle, il Tribunale della Libertà ha respinto la richiesta di scarcerazione di Sergio Papa accusato dell'omicidio dei coniugi Nicolasi, il 35enne resta in cella. Tragedia sfiorata a Spresiano, atterraggio d'emergenza sul Greto del Piave per un ultraleggero pilotato da un ex ufficiale dell'aeronautica in pensione, il 68enne esce illeso. Annunciata ufficialmente oggi dal Ministero dell'Interno la data delle amministrative, alle urne il 10 giugno, eventuali ballottaggi il 24, al voto nella Marca 9 comuni, occhi puntati su Treviso. Controlli del NAS in aziende dolciarie e laboratori in vista della Pasqua, sequestrate 150.000 confezioni di merce mal conservata o scaduta. Nelle prossime ore domani il ritorno del maltempo, ma Pasqua e Pasquetta tornerà il bel tempo, sereno in vista per scampagnate e grigliate all'aperto. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'attentato incendiario ad un negozio di Solighetto nel quartier del Piave, zona già duramente colpita dalla cronaca nell'ultimo mese. Atto intimidatorio senza spiegazioni, dicono i carabinieri. Sentiamo. Un gran botto, tipo gli aerei a reazione. Poi ho detto, bello, il solito allarme che parte, guardo fuori e vedo tutta la fiamma. Via Brandolini a Solighetto, non era neppure l'alba, un boato ha attirato l'attenzione dei pochi già al lavoro come Silvio Padoin, titolare della vicina pizzeria. Qualcuno ha gettato un ordigno incendiario, probabilmente una bombola di gas da campeggio avvolta in pezzi di stoffa imbevuti di benzina contro la vetrina dell'ottica Lemocò del 48enne Massimo Zanon. Esco, chiamo i pompieri di Conegliano, perfetti, in 10 minuti erano qui, carabinieri di tutti i tipi e basta questo. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un soggetto di bassa statura incappucciato che si avvicina con una borsa, poi fugge. È su questo video e su quelli degli impianti di attività commerciali e abitazioni vicine che si stanno concentrando le indagini dei carabinieri di Vittorio Veneto. Rivendicazioni non ce ne sono state, l'ottico ha riferito di non aver ricevuto minacce, mai capitato nulla del genere in quasi 30 anni di attività, ha detto, e ora in zona c'è preoccupazione, inquietudine nell'area della vallata. Sa dopo l'Ovag che ha preso fuoco di domenica sera, è l'incidente. Gli dà l'idea di un gesto intimidatorio. Secondo me potrebbe essere, come potrebbe essere un dispetto, sa, commercio. Abbiamo paura, dice l'esercente, se sanzione condivisa al vicino panificio. Preoccupante e una cosa non tanto bella secondo me. Uno ha voluto dare un messaggio. Il collega, insomma, perché tra negozianti ovviamente lo capiamo ancora di più. Segnali preoccupanti della presenza mafiosa in Veneto e nella Marca trevigiana sono quelli che emergono dal rapporto della Commissione parlamentare antimafia della passata legislatura. I dati presentati oggi alla CGIL, sentiamo. Non infiltrazioni ma presenza attiva. La mafia è già qui nel Veneto e nella provincia di Treviso. Parlano chiaro i dati della relazione della Commissione parlamentare antimafia, evidenti i segnali del fatto che la piovra abbia allungato i suoi tentacoli nella Marca, a partire dai diversi arresti di latitanti ed affiliati ai clan che riciclavano attraverso operazioni fallimentari il denaro di 'ndrangheta e camorra. E poi proprio sul riciclaggio il numero di segnalazioni di operazioni sospette è in crescita costante per quanto riguarda questo territorio, aprendo anche delle preoccupazioni rispetto a quanti soldi illeciti possano circolare nell'economia di questo territorio. Poi rimane come ultimo elemento il fenomeno degli incendi dolosi in alcune aziende che trattano rifiuti, che sono in crescita e anche in questo caso è un elemento di preoccupazione. Ciclo illegale dei rifiuti, roghi dolosi e soprattutto allarmante aumento nella Marca delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio che passano dalle 196 del 2009 alle 1615 del 2016 al record nel Veneto di 851 nel solo primo semestre del 2017 ed un ruolo, secondo quanto rilevato dalla Commissione, l'ha avuto quanto emerso dai crack delle banche. Le indagini legate al fallimento delle due popolari
più note come Veneto Banca e la Popolare di Vicenza, ma anche di tanti piccoli istituti di credito cooperativo nel corso degli ultimi anni, al di là dei rilievi penali che sono oggetto di indagine, hanno intanto evidenziato una totale assenza di controlli che hanno consentito operazioni speculative di credito ingiustificato e sono le classiche operazioni che favoriscono il riciclaggio. I segnali della presenza mafiosa nel Trevigiano verranno illustrati in un'iniziativa della CGIL rivolta agli studenti. Sorprendono sempre perché non ci rendiamo conto fino in fondo di quanto in realtà il fenomeno mafioso sia comunque una cosa anche nostra, del Veneto, del Trevigiano, e penso che da questo punto di vista bisogna che tutti alzino l'attenzione e si intervenga anche politicamente per fare in modo che si interrompano dei circuiti che sono pericolosi per tutti. Il Tribunale del Riesame di Venezia ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dall'avvocato di Sergio Papa, il 35enne di Refrontolo, accusato del duplice omicidio di Rolle. Al momento il difensore, Alessandra Nava, non è ancora venuta a conoscenza della motivazione della decisione. La difesa contestava il fermo, la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, ma si è detta a caldo abbastanza soddisfatta di essere riusciti, malgrado il poco tempo a disposizione dopo l'affidamento dell'incarico, a portare avanti una tesi difensiva che permette, dice, di dare una diversa prospettiva dei fatti ai giudici del Tribunale della Libertà. Cominciamo ad introdurre elementi che ci fanno sperare di riuscire a dimostrare che si è fatto un salto illogico nel ritenere che la persona che il 29 marzo ha avuto una divergenza con le vittime sia la stessa che il giorno seguente ha ucciso i coniugi in maniera così efferata. Queste le parole dell'avvocato difensore di Sergio Papa. Ed ora le immagini dell'atterraggio di emergenza sul Piave a Spresiano, a cui è stato costretto il pilota di un ultraleggero, una replica di uno Stork partito da Borgo Ruzzini all'altezza di via Grentine, nel tratto lungo il Piave tra Spresiano e Santa Maria. Per un'avaria al motore il pilota, un ex ufficiale dell'aeronautica militare di 68 anni, ha dovuto compiere una manovra d'emergenza, riuscita fortunatamente dal momento che il velivolo ha raggiunto il suolo pressoché integro e il pilota è uscito illeso. Sul posto il suo M118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La politica ora, elezioni amministrative, ora è ufficiale, si voterà domenica 10 giugno, eventuale ballottaggio il 24. Urne aperte il 10 giugno per il primo turno, 2 settimane dopo il 24 giugno per l'eventuale ballottaggio. Ora è certo, il ministro dell'Interno Minniti ha fissato la data per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. In Veneto coinvolti 46 comuni, 2 i capoluoghi di provincia, Treviso e Vicenza. Una data che spariglia un po' le carte, visto che tutti i partiti avevano impostato l'avvio delle campagne elettorali presumendo come data del primo turno domenica 27 maggio, stesso giorno coincidenza del calendario di 5 anni fa, ma così non sarà e al voto si andrà 2 settimane dopo, quando le scuole saranno chiuse e molte famiglie avranno già le valigie pronte per le vacanze. Sarà dunque una campagna elettorale davvero calda, quella che ci attende non solo sul fronte politico, ma anche, è proprio il caso di dirlo, su quello meteorologico. Certo non è la prima volta che si vota così avanti. Per le amministrative dell'anno scorso si votò l'11 ed il 25 giugno. Per le politiche del 1983 le urne si aprirono il 26 e 27 giugno in piena estate. Nella Marca, oltre al comune capoluogo, sceglieranno il sindaco anche i cittadini di Strana, Vedelago, Castello di Godego, Motta di Livenza, Mareno, Moriago, Nervesa e San Biagio di Callalta. Dei 46 comuni veneti che andranno alle urne, 12 hanno più di 15.000 abitanti ed andranno quindi al ballottaggio se uno dei candidati sindaco non raggiungerà il 50+1 dei consensi al primo turno. Tra i municipi principali chiamati al rinnovo delle amministrazioni, oltre a Treviso e Vicenza, ci sono Adria, San Donà di Piave, San Stino, Pianiga, Martellago, Marostica, Piove di Sacco e Codevigo. È arrivata ieri sera in Consiglio Comunale a Treviso la protesta dei residenti di via Bindoni che chiedono di trovare una soluzione al problema della convivenza con Rom e Sinti.
Purtroppo veniamo costantemente minacciati da questi personaggi, vogliamo vivere in pace già a casa nostra, se dopo ci vedono per noi è finita. Volto oscurato e voce alterata, solo così per evitare ritorsioni hanno accettato di parlare davanti alla telecamera i residenti di via Bindoni a Treviso che ieri sera si sono presentati in Consiglio Comunale per denunciare l'ormai insostenibile convivenza con Rom e Sinti, un problema che si trascina da decenni e che si è riacceso nuovamente con lo sgombero dei Sinti da San Martino di Lupari ed alloggiati qui. Scene da Far West, liti, rumori molesti, auto lanciate a gran velocità, ma soprattutto le minacce e la paura di essere aggrediti rendono difficile la vita dei trevigiani residenti. L'ultimo episodio l'altra sera quando un Rom ha picchiato la moglie. La gente ha paura ad uscire, perché se esci e passi davanti a loro, oltre a prendere insolenze, offese, umiliazioni, rischi anche di prendere le botte, perché se loro quel giorno gli gira che gli sei antipatico, le paghi. Quando sono arrivata lì in via Bindoni io non sapevo di queste persone, mi sono vista in una situazione che stavo perdendo dei soldi, allora ho dovuto comprarmi la casa per forza, ormai era troppo tardi, ma se tornavo indietro non me la prenderei, non la prenderei mai la casa. I residenti sono esasperati e chiedono all'amministrazione di intervenire. Il sindaco oggi ci ha promesso che la settimana prossima verrà e abbiamo intenzione di portarlo casa per casa a sentire da ogni persona come la vive, perché è ora di finirla. Controlli del NAS in aziende dolciarie e laboratori in vista della Pasqua, sequestrata merce mal conservata o scaduta per 800.000 euro. Maxi sequestro dei carabinieri del NAS di Treviso di prodotti dolciari pronti a essere messi in commercio in vista della Pasqua. I militari hanno eseguito controlli in ingrossi, stabilimenti dolciari e laboratori, sequestrando 150.000 confezioni di prodotti finiti, focacce, colombe, ma anche tiramisù e materie prime come lo zucchero per un valore complessivo di 800.000 euro. Poste sotto sequestro anche 2 tonnellate di farine biologiche. Il blitz del NAS ha interessato aziende e laboratori artigianali anche molto conosciuti a Treviso città, ma anche a Castelfranco Veneto, Montebelluna e Vittorio Veneto. Ai titolari delle attività interessate, che saranno ora sanzionati, viene contestato un cattivo stato di conservazione di ingredienti e prodotti e la mancata procedura di autocontrollo. In particolare, il tempo massimo di consumo dei generi alimentari sequestrati era, per la gran parte, abbondantemente scaduto. Controlli a tappeto nelle case di riposo del Veneto, a ordinarli il governatore Zaia che traccia un bilancio sostanzialmente positivo ma con alcuni problemi da non sottovalutare. Sentiamo. Blitz degli ispettori di Palazzo Balbi in 34 delle circa 370 case di riposo pubbliche e private regionali che ospitano circa 3.700 anziani su un totale di 32.000. Su 34 controllate 7 hanno degli aspetti negativi, cercheremo di farli aggiustare, ma dire che sono lager, dire che sono strutture da chiudere assolutamente no. Le criticità maggiori hanno riguardato pulizia di ambienti, cattivi odori, locali poco arieggiati o che non permettono di uscire con facilità. Sul fronte degli ospiti, invece, risultati positivi riguardo all'igiene, ma qualche problema relativo al dato relazionale e all'isolamento dei pazienti. L'insufficienza di questi 7 istituti, tiene a precisare il governatore Luca Zaia, è valutata con il Metro Veneto, perché tali strutture altrove potrebbero essere considerate a 5 stelle. Ma per noi geriatrie e case di riposo sono il principale banco di prova su cui misurare la civiltà. Era quindi giusto fare questi controlli che sono avvenuti in tutte le ULSS e proseguiranno anche nei prossimi mesi. Senza la volontà di essere persecutori nei confronti dei gestori, ma la volontà invece di fare un'altra cosa, di fare dei controlli a campione, una task force fatta di medici, di geriatri, insomma di persone esperte per ogni ULSS, e a campione andare a controllare i nostri anziani se sono curati bene, se gli alloggi sono degni di questo nome, se la pulizia c'è e quant'altro. Le case di riposo che hanno ottenuto esito negativo, annunciano dalla Giunta regionale, saranno rese note solo al termine della relazione finale delle commissioni istituite da ogni ULSS e i risultati saranno notificati alle autorità competenti. Si è fatto un bel lavoro, sono tutta una serie di parametri controllati, dopodiché avremo i verbali, del resto siamo ancora a poche ore dal blitz, per cui non abbiamo ancora i verbali, abbiamo però delle schede che già ci dicono cosa si è controllato, cosa si è fatto. Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Qua. Rieccoci in diretta con il TG di Treviso. Vaccini, oggi scadenza del tempo a disposizione delle famiglie inadempienti per produrre i documenti delle scuole. Ora si attendono i provvedimenti dei plessi nei confronti dei bambini scoperti. Sentiamo. 30 marzo, terminati i 10 giorni a disposizione delle famiglie inadempienti per depositare nelle scuole la documentazione che comprovi le avvenute vaccinazioni o l'effettiva programmazione di un piano vaccinale per i prossimi mesi, dalla prossima settimana, secondo il Corvelva, si potrebbe assistere, a seconda delle scuole e dei comuni, a ogni tipo di provvedimento per chi non si è messo in regola. Un fronte, denuncia il Coordinamento regionale per la libertà delle vaccinazioni, rispetto al quale la massima chiusura si è registrata proprio a Treviso. Treviso è sempre stata una zona abbastanza difficoltosa. I genitori hanno provato ad avere da un anno dialogo con il sindaco, cosa che è avvenuta, anche se è lo stesso partito, a Padova. A Padova hanno trovato un sindaco, un primo cittadino che ascoltava. Manildo è sempre stato molto sordo con la propria cittadinanza, per cui Treviso prevediamo la zona fra le più problematiche. Treviso e Vicenza. Entro il 30 di aprile le scuole comunicheranno alle ULSS l'elenco dei bambini non vaccinati per le relative sanzioni. I piccoli della scuola dell'infanzia non in regola potrebbero però essere esclusi già dai prossimi giorni. Siamo in un paese in cui penso, a parte la legge quella sul fumo dentro i locali pubblici, è la seconda volta nella storia della Repubblica Italiana che si applica una legge con così tanta solerzia, e soprattutto il pugno duro viene applicato contro bambini dai 2 anni e mezzo in su. È proprio ridicolo. Il tempo ora, prologo bagnato per il weekend di Pasqua, ma i 2 giorni di festa riporteranno il sereno. Sentiamo il nostro esperto. Prima di godersi Pasqua e Pasquetta c'è lo scotto da pagare, il ritorno del maltempo, un ritorno non da poco se la Protezione Civile regionale ha diramato l'allerta in queste ore per possibili criticità idrogeologiche e anche rischio valanghe in aumento per il pomeriggio e la giornata di domani. Per le valanghe in particolare è stato dichiarato lo stato di preallarme da riconfigurare a livello locale in fase operativa in allarme in presenza di particolari situazioni di emergenza. Tempo in ogni caso da ombrello, quello di domani. Quando piogge temporali interesseranno la nostra regione almeno fino a metà pomeriggio, poi è atteso un miglioramento che si farà più convincente nella giornata di domenica di Pasqua, quando sin dal mattino il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso, ma il sole acquisterà sempre più spazio dal pomeriggio e le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere anche 17 gradi di giorno. Andrà ancora meglio il lunedì di Pasquetta. Un campo di alta pressione conquisterà tutta l'Italia, anche il Veneto. La giornata si presenterà splendidamente soleggiata con clima mite e valori termici diurni molto vicini ai 20 gradi. Ma all'orizzonte si profila un nuovo cambio. Il tempo continuerà ad essere bello anche nella giornata di martedì 3 aprile, ma è atteso un nuovo peggioramento con il rientro a scuola dei ragazzi. Una nuova perturbazione porterà altre piogge temporali tra mercoledì e giovedì. Ed ora le celebrazioni per l'avvicinamento alla Pasqua entrano nel vivo. Oggi, venerdì santo, in corso al Duomo di Treviso la liturgia della Passione, presieduta dal Vescovo Monsignor Antonio Agostino Gardin. Ci colleghiamo quindi subito in diretta con il Duomo di Treviso. C'è il nostro Nicola Marcato, vedo le immagini, eccole le immagini delle celebrazioni. La tradizionale processione cittadina che doveva partire proprio tra pochissimo ed attraversare il centro di Treviso, da Piazza Duomo, via Canova, a Borgo Cavour, via San Liberale, via Le Cesare Battisti, per concludersi poi in cattedrale, è stata di fatto annullata all'esterno a causa della pioggia e si svolgerà quindi all'interno dello stesso Duomo. Alla celebrazione si uniranno i parroci e i fedeli delle parrocchie cittadine dentro le mura. Sentiamo le parole del Vescovo, se c'è l'audio.
No, non c'è l'audio, quindi naturalmente nel corso dei telegiornali di domani vi mostreremo com'è andata questa processione della Via Crucis, appunto, che proprio a causa della pioggia che in questo momento sta scendendo a Treviso quest'anno si svolgerà appunto all'interno del Duomo e non all'esterno. Ecco, credo che il tempo a nostra disposizione sia terminato per questa edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo subito dopo i TG torna come sempre 20:10, questa sera ospiti in studio l'onorevole Nicola Pellicani, deputato del Partito Democratico, e Federico Canera, assessore regionale al turismo della Lega. È tutto dunque, vi lascio come sempre al nostro meteo con le previsioni nel dettaglio per la giornata di domani. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Una perturbazione atlantica porta un diffuso maltempo sul Triveneto con fenomeni anche di moderata intensità. Vediamo il dettaglio di sabato 31 marzo. Sul Veneto sin dal mattino molte nubi con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco e moderate. Migliorerà ovunque entro la nottata. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori massimi invece in aumento compresi tra 12 e 15 gradi circa. Tempo spiccatamente instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, piogge un po' su tutti i settori, anche forti e con rischio di fenomeni violenti. Temperature minime sui 9 gradi, massime invece che risulteranno essere comprese tra 11 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo anche qui perturbato ovunque con piogge diffuse e con locali nevicate sui settori di confine. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime invece sui 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.